questa puntata di Sguardi sul Veneto siamo ritornati a Villa Venier, qui lungo la riviera del Brenta a Mira, una villa di cui vi abbiamo già parlato in un'altra puntata di Sguardi sul Veneto, una villa del 1500 di proprietà dei Venier che vi hanno vissuto per circa 2 secoli e poi passata nel 1700 di proprietà dei Contarini e successivamente dei Barbarigo. Ma ve ne parliamo perché Villa Venier da circa un anno ospita anche la sede dell'Istituto regionale Ville Venete, nato alla fine degli anni 50 come un ente di consorzio tra le province del Veneto per tutelare, valorizzare e recuperare il patrimonio culturale delle ville venete, diventato negli ultimi anni un istituto a gestione regionale. La decadenza delle ville venete è iniziata all'indomani della fine della Serenissima nel 1797. Si è via via accentuata con il progressivo ridursi della rendita agraria e ha assunto dimensioni drammatiche verso la metà del Novecento, dopo le 2 grandi guerre mondiali, durante le quali molti di questi complessi sono stati destinati a sale di comandi, ospedali militari o peggio, usati per depositi militari. La grande battaglia in difesa delle ville venete è iniziata quindi proprio sul finire degli anni 40 per iniziativa di alcuni benemeriti uomini di cultura. Tutto iniziò con la stampa e una grande mostra che girò instancabile per anni per tutte le principali città d'Europa ed America e che fu presentata come mostra denuncia nel 1953 in Villa Contarini Simes a Piazzola sul Brenta. Il risultato fu confortante, lo Stato, gli enti pubblici, i privati capirono presto l'immenso significato storico-artistico di questo aspetto della civiltà veneta e cominciarono a preoccuparsi della tutela e della conservazione delle ville venete. Ed ecco quindi che nacque, con la legge del 6 marzo 1958, l'Ente per le ville venete. All'interno di Villa Venier, come già raccontato in una delle precedenti puntate di Sguardi sul Veneto, ci sono gli uffici dell'Istituto regionale Ville Venete che da un anno trova sede proprio in questa prestigiosa location. Giuliana Fontanella ne è presidente. Allora Giuliana, anzitutto raccontiamo la genesi di questo istituto. L'istituto nasce nel 1958 per volere di 2 grandissime persone, Mazzotti, che allora era presidente della PT, l'allora PT della Regione Veneto, e Silvio Negro, che era un giornalista e un illustre vaticanista. Entrambi avevano questo grande amore per la nostra terra e soprattutto si erano accorti di questo enorme patrimonio che esisteva all'interno del triangolo del nord-est ed in particolare delle ville venete che in quel periodo erano molto abbandonate. Attraverso la loro azione, soprattutto politica a livello nazionale, risvegliarono la coscienza della loro chiaramente parte politica e fecero in modo che proprio nel 1958 nacque allora l'ente regionale Ville Venete, che aveva proprio lo scopo di valorizzare questi beni e di riportarli un po' al loro antico splendore. Poi negli anni 70 con una finanziaria l'ente nazionale veniva soppresso, ma la Regione Veneto assieme alla Regione Friuli ritenne che questo immenso patrimonio che già lavorava da parecchio tempo e che aveva già dato numerosi frutti valesse la pena fosse salvaguardato e allora venne istituita appunto tramite una legge di compartecipazione tra la Regione Veneto e il Friuli l'Istituto regionale Ville Venete, che ha la specifica competenza di valorizzare questo immenso patrimonio che ricordiamo che è di 4.238 ville. In tutti questi anni sono stati fatti numerosi restauri ed in particolare vorrei dire che gran parte di questi restauri sono rivolti a un patrimonio privato perché le ville per più dell'80% appartengono proprio ai privati. La restante parte, una quota è della Regione, noi oggi siamo in una delle sedi di proprietà della Regione, ma non dimentichiamo che ci sono altri beni in carico ai comuni, in carico alle province e in carico anche alle istituzioni religiose, per cui il patrimonio abbraccia varie realtà. In questi anni appunto gran parte di queste sono ritornate all'antico splendore grazie alla funzione che ha avuto questo istituto che elargisce, ricordiamoci, dei finanziamenti battendo attraverso la logica dei mutui, per cui battendo
abbattendo i tassi di interesse e anche con dei fondi, dei contributi a fondo perduto quando l'intervento merita una considerazione. Pensiamo, non so, a un ciclo di affreschi, pensiamo alle Ville del Palladio, allo Scamozzi, ma a tante altre realtà magari meno importanti di questi nomi che hanno reso famoso il Veneto in tutto il mondo e il Triangolo del Nord-Est per la loro architettura, ma che sono sicuramente degni di grande attenzione. All'interno della barchessa di Villa Venier c'è raggiunto anche Angelo Tabaro, che è il segretario dell'Ufficio regionale per la cultura e anche per il turismo. Allora Angelo, anzitutto siamo all'interno di una barchessa ristrutturata molto bella. Devo dire che questa è la villa che è stata assegnata, cioè praticamente in gestione all'Istituto regionale per le ville venete. E questo ha un significato perché vuole legare la responsabilità dell'Istituto nel conservare un patrimonio eccezionale come il patrimonio delle ville venete. Sapete, sono oltre 4.000 e sono un patrimonio, diciamo, incredibile per il Veneto, ma è un patrimonio incredibile anche dal punto di vista turistico e probabilmente poco conosciuto in termini turistici, e quindi su questo stiamo veramente lavorando sia col settore turismo che con il settore cultura e con una partecipazione direi veramente entusiasta e rilevante dell'Istituto Ville Venete, proprio un progetto di valorizzazione non solo culturale ma anche turistica delle ville. Tra l'altro da un anno l'Istituto regionale Ville Venete trova sede proprio qui all'interno di Villa Venier. Anche questo è stato voluto proprio per dare vita in un certo senso alle ville. Ha due significati: da un lato dare vita a una villa che è proprietà della regione e che altrimenti rischiava dopo il restauro di essere ancora chiusa, ma soprattutto per far vivere all'Istituto l'esperienza di quelli che sono i problemi di gestione che affrontano i proprietari di Ville Venete, con i quali loro hanno dei continui rapporti. E questo credo sia importante perché la sensibilità alla gestione di un patrimonio così delicato, così sensibile, così ricco direi di potenzialità, ma al tempo stesso anche di limitazioni, di condizionamenti, di tutele. Il viverlo direttamente permette di capire meglio i problemi degli altri e quindi anche di rendere più efficace la programmazione del sostegno pubblico ai proprietari delle ville venete. Ville venete che sono oltre 4.000, lo diceva lei prima, e che alcune di queste sono state però acquisite proprio dalla Regione Veneto, e che direttamente quindi si impegna a gestirle e tutelarle. Ne abbiamo acquisite alcune per motivi di tutela, cioè perché altrimenti rischiavano di andare, non dico distrutte, ma di non essere gestite adeguatamente. E oltre a questa che vediamo c'è soprattutto quella palladiana, proprio del Palladio a Poiana Maggiore, e poi c'è la grande villa, direi quasi imperiale, la Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, che stiamo valorizzando come proprio punto centrale, come luogo di attrazione e di riflessione sulle potenzialità della Villa Veneta. Ecco, dottor Tabaro, un'altra cosa, quale valore ha per il territorio e per la gente che vive questo territorio, quale valore anche storico, culturale questo patrimonio artistico e per questo da tutelare e valorizzare? Io direi che uno degli obiettivi primi è quello di far capire ai cittadini che le ville venete non sono il patrimonio di quei padroni che un tempo, quando esisteva la cultura contadina, dominavano, ma è un patrimonio comune di tutti ed è un patrimonio che ha delle grandi potenzialità. Però queste potenzialità impongono anche delle regole anche per i proprietari, e per questo come Regione abbiamo attivato un progetto di carta dei servizi delle ville, per cui promuoviamo le ville, ma le ville che accettano di alcune regole di apertura, di disponibilità nei confronti del pubblico, di disponibilità nei confronti dei turisti, quindi che garantiscono dei servizi tali da poter
lanciare idealmente un messaggio di un patrimonio aperto, disponibile e non di un patrimonio d'altri. Ecco, questo era il concetto di fondo. Dall'altra parte guardiamo anche alla potenzialità della comunicazione coordinata, perché esempi i Castelli dell'Amore, le ville i Castelli della Loira, vivono proprio di un grande progetto di comunicazione. Lo stesso vogliamo fare per le Ville Venete. Sono molte le attività e le iniziative promosse e coordinate dall'Istituto Regionale Ville Venete. Noi in quest'ultimo periodo stiamo lavorando molto assieme alla Regione, e in effetti l'Istituto è un ente strumentale della Regione Veneto e del Friuli, e lavoriamo soprattutto puntando su quella che è un nuovo sistema di valorizzazione culturale, per cui al di là delle linee normali, dei nuovi bandi che si trovano all'interno del nostro sito, per cui che daranno ancora la possibilità ai privati di potervi accedere, stiamo attuando tutta una serie di obiettivi, di strategie che vanno a rafforzare delle nuove politiche anche dal punto di vista economico, attorno al quale la Regione Veneto e il Friuli stanno lavorando soprattutto in collaborazione del grande progetto Venezia Capitale della Cultura 2019. Per cui noi abbiamo iniziato, ripeto, questo percorso innanzitutto a fianco all'assessore Finozzi, valorizzandole dal punto di vista di turismo scolastico, turismo accessibile. Entrambi questi settori hanno fatto registrare un incremento e quest'anno la Regione ci ha finanziato ancora questa progettualità che riteniamo fondamentale, perché non possiamo pensare al cittadino di domani che possa amare il proprio territorio se non iniziamo all'interno della scuola. Da insegnante è una delle cose che ho sempre voluto fortissimamente, far amare il proprio territorio per far poi trasmettere questo amore anche agli altri, per cui a visitarlo. Altro tema importante attorno al quale abbiamo lavorato è stato il turismo accessibile. La nostra villa è una villa accessibile. Credo che l'accessibilità vuol dire anche aprire la nostra mente a tutti i bisogni, a tutte le necessità, che non è solo legata all'handicap, ma è anche alla necessità di una persona che in quel momento si trova con qualche problema, alla persona anziana, alla mamma come più di una volta con il bambino, per cui accessibilità vuol dire riportare tutti all'interno con la stessa dignità. Assieme all'assessore, al vicepresidente Zorzato, invece stiamo portando avanti dei temi che è poi il nostro assessore di riferimento, dei temi molto molto importanti sui quali si tracciano le linee del futuro del Veneto anche dal punto di vista economico, e in particolare stiamo lavorando attorno al discorso del paesaggio, per cui al recupero di questi immensi patrimoni all'interno del nostro territorio veneto, importantissimo perché noi abbiamo purtroppo vissuto un'epoca in cui consideravamo questi patrimoni un po' di intralcio. Adesso c'è questo recupero della nostra identità, del nostro valore storico, e c'è anche tanta attenzione. Poi io credo sia proprio un impegno morale, etico, consegnare alle generazioni future quello che noi abbiamo trovato e quello che gli altri ci hanno lasciato. Per cui con lui stiamo facendo tutta questa bellissima progettualità, assieme ad un'altra che è un grosso progetto europeo che si chiama Cultema, che è quello dello sfruttamento delle ville anche dal punto di vista economico. Ecco, per cui dal Presidente Zaia a tutta la Giunta, perché bene o male lavoriamo un po' con tutti, noi dobbiamo veramente riconoscere questa grande sensibilità attraverso l'Istituto e appunto la valorizzazione del patrimonio delle ville venete. Anche con la Regione Friuli, attraverso il Vicepresidente Gian Pizzanata, stiamo organizzando degli incontri, abbiamo appena terminato il festival che ha viaggiato in tutte le province ma è andato anche in Friuli, perché anche con loro vogliamo recuperare proprio questo concetto di strategia di valorizzazione economica delle ville, per cui il lavoro che l'Istituto ha fatto fino adesso è stato quello del restauro e del valorizzare degli eventi un po' a campione. Il lavoro che noi vogliamo fare adesso è il restauro ma anche ridonare la vita, cioè far capire che queste
dimore possono essere anche delle opportunità economiche, e attorno a questo con i proprietari, come dicevo, sia del Veneto che del Friuli, si stanno muovendo delle cose molto molto interessanti, per cui non solo luoghi, chiamiamoli pure anche alberghieri o di resort, ma soprattutto luoghi di cultura dove vengono effettuate delle manifestazioni, dove si ritrovano dei convegni di alto valore, per cui c'è secondo me un dinamismo che comincia ad essere anche percepito. Chiaramente il percorso è ancora lungo, però sappiamo, se noi cominciamo a costruire oggi troveremo poi i frutti nei prossimi anni. Se non li raccoglieremo noi, sicuramente li raccoglierà chi verrà dopo di noi. Continua quindi il compito specifico di tutela dell'Istituto regionale Ville Venete attraverso l'intervento economico con mutui e contributi, ma anche di competenza, quali l'espropriazione e la salvaguardia attraverso la presenza di alcuni sovrintendenti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto, e naturalmente di promozione culturale e artistica di questo rilevante patrimonio che caratterizza il nostro territorio regionale e può davvero diventare leva significativa per un rilancio dell'economia attraverso l'arte, la cultura e il turismo.